Dottoressa, gli effetti della pandemia continuano a pesare sull'economia? Gli effetti della pandemia continuano a pesare, ma in un modo molto diversificato. Abbiamo visto che per esempio già a maggio, all'esito delle relazioni che abbiamo appena sentito, il rimbalzo dell'economia e in particolare quella del Veneto, che ha reagito molto meglio di altre, è stato immediato. Noi cominciamo a vedere il recupero della produzione industriale già a partire da maggio, quindi dalle prime aperture. Sicuramente sono molti fattori che si intersecano, ma la nostra terra è stata molto reattiva e molto rapida nella reazione. Banca d'Italia e soprattutto BCE come si è mossa in questa crisi? La Banca d'Italia registra le dinamiche poi della Banca Europea. Si è mossa molto rapidamente. L'intera Banca Europea già ad aprile-maggio aveva cominciato a contribuire con fondi molto consistenti agli effetti della pandemia, proprio per impedire che ci fosse un calo che poi dopo aveva bisogno di tempi medio-lunghi per rialzarsi. Ma proprio dagli studi della Banca d'Italia vediamo che l'intervento è stato molto più rapido della percezione che abbiamo noi, diciamo. Covid-19 ci ha fatto anche conoscere lo smart working. Cosa resterà nel futuro? La Banca d'Italia disegna scenari diversi. Il primo scenario è il tentativo che abbiamo tutti noi di cercare di ricostituire la situazione precedente, cosa che ormai non sarà più possibile. Disegna poi una serie di altri scenari, ma sembra emergere come più interessante il lavoro ibrido, cioè quello in cui si fa una parte del lavoro a casa, ma 1 o 2 giorni alla settimana è ancora necessario andare in ufficio. Questo per evitare che alcuni dei pro e dei contro dello smart working si accentuino in modo tale da diventare dei fattori controproducenti. La mancanza di collaborazione con i colleghi, sicuramente una difficoltà a lavorare per obiettivi, una riduzione dell'efficienza. Quindi al momento, immaginando che l'evoluzione verso lo smart working in più ampia percentuale possa avvenire solo nel medio periodo o nel futuro, occorrerà pensare a dei sistemi ibridi, ma è indubbio che ormai fa parte della nostra realtà e questo è avvenuto col Covid. Banca d'Italia ha già fatto delle proiezioni, ha fatto degli studi sugli effetti della pandemia. Quando prevede Banca d'Italia che si possa cominciare a parlare di ripresa in Italia, nel Veneto, nella fattispecie? Le previsioni di Banca Italia che abbiamo finora sono quelle fatte entro il luglio 2020, a breve avremo le prossime. Banca d'Italia prevede di recuperare il meno 10% derivante dalla pandemia per più della metà nel 2021 e poi nel 2022. In realtà sono tempi abbastanza anche rapidi di ripresa. Soprattutto se teniamo conto che, e qui faccio riferimento al Veneto, le 2 grandi aziende del Veneto, quella sanitaria e quella alimentare, hanno continuato a funzionare sempre e quindi si può dire che il Veneto abbia relativamente sofferto meno rispetto ad altre realtà produttive.